Penso sia un'occasione importante quello di celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Io parlo sempre di celebrazione perché parlare di festeggiamenti è una cosa abbastanza frivola, invece celebrare vuol dire ripercorrere la propria storia, le proprie tradizioni, prendere spunto dal proprio passato per meditare, riflettere e avere maggior forza di percorrere il futuro. È un passo importante perché la nostra integrazione non è ancora finita, sarà completa con il federalismo fiscale a cui noi siamo tesi tutti quanti, perché attraverso una maggiore possibilità di gestire le nostre risorse avremmo effettivamente anche la possibilità di dare delle risposte migliori a quelli che sono i nostri cittadini veneti. Io credo che questa sia un'occasione anche per riscoprire un po' di cultura civica e di educazione civica come si faceva una volta. Credo che i giovani siano poco sensibili perché non è stato loro insegnato che il fatto dell'unità d'Italia e l'attaccamento alla bandiera non è solo il tifo per la nazionale o perché in qualche momento particolare, è sentirsi partecipi e protagonisti all'interno del proprio paese. Penso che sia colpa nostra se loro sono poco attaccati, perché abbiamo sicuramente fatto poca educazione o abbiamo dato un cattivo esempio. Io li invito a partecipare a queste celebrazioni, a sentirsi coinvolti, anche perché loro molto probabilmente avranno la possibilità fra 50 anni di celebrare il 200° anniversario e potranno ricordare con piacere quello che sta succedendo in questo periodo.